Ecco, ci troviamo con Pietrangelo Pettenò, consigliere regionale della Federazione della Sinistra. Lei ha presentato una proposta di legge per ripristinare l'esenzione del ticket. Ce la vuol spiegare meglio? Ma in sostanza vuole ripristinare la possibilità di un'esenzione per redditi, almeno quelli dignitosi, perché sono state tolte da un anno, quindi da questo primo anno praticamente il ticket per i farmaci, per essere esenti occorre avere 8.000 euro IRPEF all'anno, quindi vuol dire 600 euro lordi, quindi una pensione minima, poco più. Con 600 euro al mese di pensione non si ha più diritto ad avere l'esenzione per i farmaci. Questa è stata una modifica di 2 anni fa, è intraoperativa quest'anno, noi vogliamo cancellarla e portarla come era prima a un reddito ISEE, cioè quindi è l'equivalente appunto di un reddito con patrimoni. 16.000 euro? Sì, 16.000 euro ISEE, che comunque non sono cifre spaventose, ma vuol dire che tengono conto non solo del reddito appunto IRPEF, ma anche delle proprietà, delle condizioni sociali della famiglia, nucleo familiare. E poi abbiamo introdotto anche la richiesta che la Regione pratichi l'esenzione non solo per i farmaci ma anche per le visite specialistiche per chi non ha lavoro, per chi è senza posto di lavoro, per chi ha dei redditi molto bassi, e perché oggi con questa crisi sociale e economica davvero devastante in un Veneto appunto che ormai tocca livelli pazzeschi di disoccupazione, c'è gente che veramente non ha più i soldi per curarsi, e credo che questo sia un'emergenza sociale a cui non possiamo far niente. Occorre intervenire, occorre dire che vanno trovate le risorse da sprechi anche nel sistema sanitario e dislocati appunto perché i cittadini si curino. Io immagino che prima di presentare questa proposta di legge lei abbia anche un po' sentito qual è il parere e l'intenzione di chi siede vicino a lei in Consiglio regionale. Qual è l'idea che si sono fatta o che si è fatto lei sul seguito che potrà avere o l'appoggio che potrà contare? Ma in questi giorni abbiamo girato anche il Veneto, quindi oltre a frequentare i miei colleghi tutti i giorni ho provato anche a mettere in piedi con il partito una campagna sociale in tutto il Veneto. Oggi abbiamo fatto in tutto il Veneto circa 40, o domani verranno fatte altre, quindi 40 presidi davanti ad ospedali, a centri di prenotazione. Io ho visto la gente cosa dice andate avanti così, veramente spendiamo 100 euro per fare degli esami, spendiamo un sacco di soldi di farmaci che molto spesso ci tocca lasciare lì i farmaci, e i miei colleghi, soprattutto quelli di maggioranza, sono ovviamente legati al fatto che dicono a Roma tagliano i soldi per la sanità e noi dobbiamo incassarne degli altri. Io credo che questa musica debba cambiare, non si può rispondere ai tagli di Roma con altri tagli ai veneti, è impossibile continuare così. Sì, voi avete iniziato appunto oggi dei presidi davanti agli ospedali. Io penso che sicuramente avrà l'appoggio dei cittadini, di tutti i cittadini penso, su questa proposta di legge. È un po' più difficile appunto su chi in Consiglio Comunale la pensa diversamente o siede dall'altra parte, come si dice. Non c'è dubbio, però io credo che occorre battere continuamente, perché questa è dalla parte della Regione, non perché l'abbiamo fatta noi, è dalla parte della Regione e dei cittadini, perché i cittadini oggi si trovano senza posti di lavoro, in ogni famiglia c'è un disoccupato, gente che perde posti di lavoro, non ci sono più le condizioni economiche per una vita dignitosa, e la salute, che è un diritto, non può essere trattata alla mercé appunto di qualcosa da comprare. Credo che soprattutto in queste condizioni di difficoltà vada data la priorità. Si taglia altrove, si taglia anche nella sanità, ripeto, noi abbiamo suggerito molti tagli nella sanità che si possono fare. Io dico uno che secondo me è popolarissimo, me l'ha copiato anche il presidente Zaia, che lo continua a dire sui giornali, anche di recente a giugno: ridurre le ASL. Abbiamo 21 ASL, un istituto tumori, 2 aziende speciali, insomma portarle a 7, 10. Un cittadino cosa domanda? Di avere l'ospedale, i servizi, le prestazioni ambulatoriali, non avere lunghe liste di attesa per gli esami da fare, non ti chiede di avere il direttore generale. Chi sono i direttori generali, i direttori sociali, i direttori amministrativi? Sono dei
signori che poi servono a cosa, secondo me, dopo 10 e passa anni che sto in consiglio regionale? A gestire quella piccola aziendina o grande aziendina molto suscettibile a tantissime clientele politiche. Comunque tutta gente da oltre 100.000 euro 150, 120, all'anno. 130, e stiamo parlando di oltre 100 apicalità che superano i 100.000, e già quello è un bel risparmio. Ma non è solo quello, guardate che il risparmio non è solo lo stipendio del manager, il risparmio deriverebbe da una funzionalizzazione e razionalizzazione del sistema.